Se sei fermo da tempo sullo stesso punteggio, è perché ti mancano le conoscenze per progredire. Noi di Mattoscacco abbiamo creato la prima accademia di scacchi online per migliorare comodamente da casa. Vienici a trovare e scegli il corso più adatto alle tue esigenze. academy.mattoscacco.com. Buongiorno a tutti cari amici, oggi questo sarà l'ultimo episodio di questa serie sulla raffica di problemi a oltranza. Perché l'ultimo episodio? Perché sono solo un errore dall'essere eliminato e a meno di imboccare 20 esercizi di fila, questo sarà l'ultimo. Vediamo fino a che punto riusciamo ad arrivare, vediamo se riesco perlomeno a superare i 60. Gioca. Continuiamo con questi esercizi. Ok, abbiamo questo finale. Ho sbagliato l'ultimo problema che aveva 3178 di elo. Questo è un finale, dovrebbe essere più facile. Proviamo a pensare un attimo. Allora, questo pedone cadrà, quindi avrei un'unità di materiale in più. Mosse candidate: donna per G4, re per G4 e re H4. Anche re G5 potrebbe essere, ma non ne vedo il senso. Allora, iniziamo a vedere un po'. Allora, secondo me c'entra lo Zuzwang in questo finale. Se giocassi re per G4, mi deve continuare a passare con le torri. Io gioco F3 e lui gioca torre F2, no? E questa posizione potrebbe essere una posizione di Zuzwang reciproco. Un'altra idea potrebbe essere re H4. Allora, su re H4 diciamo che lui passa, gioco F3, torre F2, qua gioco re per G4. Qua mi sembra che il bianco sia in Zuzwang, perché se il bianco torna con la torre in F1 potrei sacrificare la donna e lì dovrei vincere il finale se non sbaglio, perché su donna per G2 giocherei F per G2, re G1, re G3 vincendo. Sì, penso che questa potrebbe essere la soluzione, però rivediamo un attimo. Su re per G4 come ci fa patta? Allora, su re per G4, a parte che si potrebbe considerare torre... No, ma torre G2 perde perché il finale di pedoni è vinto. Re per G4 un'altra mossa. Adesso non voglio cadere nella trappola e non voglio perdere subito. Allora, se gioco re H4, potrebbe giocare torre per H3 sacrificando oppure no? Torre per H3, non sembra re per H3 e non ha sacrifici, non ha stalli. Quindi che è difficile, re H4 o re per G4? O donna per G4, madonna, donna per G4 non mi ispira molto. Allora, su re H4 un'altra arma che potrebbe avere potrebbe essere torre G2, però giochiamo donna E1, torre 1, donna H4 e gli creiamo problemi insolubili. A questo finale diciamo che è piuttosto complesso, no? Ora, quindi qua siamo in una partita. Se fossi in una partita io penso che il nero vincerebbe quasi con tutte le mosse indifferentemente, però questo è un esercizio. Tale esercizio può essere non così facile. Una cosa su re per G4. Che sciocchezza, su re per G4 lui può giocare torre F1 minacciando torre G1. Ecco un'altra idea che non avevo pensato. Se gioco F3 gioca torre G1 inchiodandomi. Su re per G4 torre F1. Ora dovrei giocare re H4, ma peggiorerei forse così la posizione del mio re. Interessante anche questo concetto. Sì, ora inizio a capire un po' di più questa posizione. Quindi re per G4, torre F1. Ora potrei spostare il re in H4, ma gioca torre F2 e fa patta. Ecco perché va scattata questa mossa. Ora vediamo donna per G4 delle difese. Donna per G4 si può difendere con torre per H3, due punti esclamativi, donna per H3, torre H2. Sì, bisogna provare ad andare per esclusione, dobbiamo confutare le mosse, quindi donna per G4, torre per H3, due punti esclamativi. Re per G4, torre F1. Rimangono re H4 e re G5. Su re potrebbe essere che su re H4
lui abbia la mossa G5, magari sacrificando materiale. Su donna per G5 torre F3 fa patta, quindi potrebbe essere alla fine che la mossa vincente sia re G5, nessuna delle mosse candidate che avevo detto. Interessante. Re G5. Ora, ma chi lo avrà questo problema? Un elo altissimo. Ora, su re G5 non può spingere il pedone, deve muovere le torri. Se gioca torre F1, gioco F3. Se gioca torre G1, c'è il pedone in mezzo, gioco F2. Gioca torre per F2, non per F2, vinco, quindi re G5. Torre F1, F3, torre G1, F2, torre per G3. Ora do scacco in F1, scacco al re. Deve parare, deve tornare indietro con la torre. E ora metto la donna in F3 e guadagno, deve mettere una torre in G2 che perde, quindi è un finale teoricamente vinto. Re G5 mi piace sempre di più. Vediamo un attimo, Re G5. Ora se gioca torre da qualche parte, torre altrove, per esempio torre E2, potrei giocare F3, e qua le torri sono scordinate e perde, deve tornare, se non ha scacchi, deve tornare in F2, allorché, potrebbe, sì, quindi torre 2 F3, torre F2, allorché forse ora gioco re per G4, e se gioca torre G1, mi chiedo scusa, re G5, torre F1, F3, torre F2, sì, re per G4, se gioca torre F1 ora, sacrificio donna 2 punti esclamativi, torre per G2, F per G2, ora se gioca re G1, re G3, poi do matto con H2, se dopo, ripeto, re G5, per chi riesce a seguirmi, anch'io riesco a seguirmi, torre F1, F3, torre F2, re per G4, torre F1, donna G2, torre per G2, F per G2, se il re va in H2, prendiamo in F1, ma non promuoviamo a donna perché sarebbe stallo, promuoviamo un altro pezzo tipo alfiere o cavallo e vinciamo. Non possiamo nemmeno promuovere a torre. Quindi su re G5 altre mosse potrebbero essere torre A2, qui vinciamo con donna E1. Sì, credo che la mossa sia re G5, vediamo, re G5, no, è scorretta. Re G5 scorretta, l'elo di questo esercizio è 3200, quindi l'esercizio è finito. Proviamo ad analizzare questa posizione allora. Quindi 59, male. Ok, vediamo allora cosa dice il motore. Allora, su re G5 il bianco patta con torre F1 e su F3 si può muovere questa torre in qualunque posto e poi iniziano gli scacchi. Se giochiamo re H4, torre G1 e ora F2 non è più sufficiente per vincere perché prende la donna e ora il re alla casella H2. Quindi per vincere avremmo dovuto giocare re H4. Ora se il bianco gioca la stessa difesa, F3, torre G1, F2, qua il nero vince perché il bianco non ha avuto modo di spostare la torre e quindi perde, no? Perde la torre, può giocare torre G2, ma ora non so, si schioda il pedone H e la torre cade. Sì, re H4 è la mossa migliore. Se il bianco gioca torre 2, F3, si vince. Se il bianco gioca torre F1, F3 e torre F2, si vince con re per G4, sì, quindi ho visto la combinazione donna G2, 2 punti esclamativi, torre per G2, F per G2, sacrificio di donna su re G1, re G3, seguita dal matto imparabile. Il bianco può evitare il matto con torre F3, però dopo re F3, re H2, re F2, si va a donna. Sì, avevo calcolato questo tema, però arrivare lì è stato ciò che è mancato, ciò che non ha funzionato. E se gioca, ecco l'altro trucco, dopo il sacrificio di donna, che anche questo l'avevo calcolato, che se va in H2 non posso promuovere né a donna né a torre, perché sarebbe stallo. Questo è stallo, quindi devo promuovere tipo ad alfiere, no? E poi si vince facile, tipo re G1, re G3, prende l'alfiere, H2 e si vince.
È un pedone di torre che promuove... Un pedone di torre che promuove su caselle bianche, no? Quindi l'alfiere basta per vincere. Qua per esempio si dà matto. Devo giocare su H1, scacco, re G2, H2 vincendo. Sì. In caso di... Sì. Ah, la mossa che mi preoccupava, mi ha fatto scartare questa mossa è G5. Vediamo come vince il motore. Il motore dice che si vince con F3, donna E3. Andiamo in F3. Ah, perché per esempio su torre F1 giustamente si continua a minacciare la stessa idea. Ok, però quindi ok G6. Ora, ah, donna per G6 e di nuovo è Zuzvan, perché se muove la torre in F1 donna G2, sempre questo tema, e se prende in F3 come si vince? Ah, donna B1. Sì, quindi la spinta del pedone, quindi l'errore è stato pensare in questo controgioco, re H4 avrebbe vinto. Ecco, sì, questo problema mi ha un po' fregato. Per sfogarci proviamo a terminare con un puzzle race a 3 minuti, vediamo quanti problemi riusciamo a fare. 3 minuti, di solito ne faccio 5. Bisogna distrarsi, ok qua muove, ok qua, e qua non capisco mai dove vanno i pedoni, vanno di qua. Ok, questa matto, però bisogna giocare veloce, tac, matto, matto, oh, matto. Qua come facciamo a vincere? Scacco e matto. Sto giocando lentamente. Ok, vantaggio decisivo. Tac, vai, matto, e qua giochiamo così, matto. Ok, qua cosa facciamo? Prendiamo in D4, dobbiamo vincere. Ok, questa, qua questa, ok, check, mate. Ora qua non para più il pedone, donna, ok, take, matto, ok, qua vinceremo il finale suppongo. Ok, scoperta, ah, matto, ok, qua vinciamo con alfiere V6, ok, tac, ok, qua giochiamo, come vinciamo qua? Uff. Vinciamo così forse, era così, matto, ok, ora qua vinciamo così penso, no? Ok, un F1, ok, ok, ora prendiamo, no? Vinciamo così, ok, ora come vinciamo qua? Torre H5, no? Deve vincere, ok, ora prendiamo la donna, ok, fiere F3, matto imparabile, prendiamo la donna, attacco simultaneo, ok, presa, no, errore, ok, tac, ok, scacco, matto, contro scacco e matto, ok, ok, no, è poco tempo, ora come facciamo qua a vincere? Tac. Vediamo se riusciamo a fare l'ultima e non c'è tempo. Questa forse... no, devo farne uno. Ok, 37 problemi. So che prima ne ho fatti un po' di più forse. Non mi ricordo... ah no! Ah no, perché prima giocavo, lo facevo a 5 minuti. Ah no, non mi ricordo... non mi ricordo se prima ho fatto risultati migliori. Forse 42 ho fatto o di più, però forse era, non mi ricordo se era 3 o 5 minuti. Beh, pazienza. Dopo è molto difficile fare
un puzzle race a oltranza, poi subito dopo farlo col tempo, no? Perché, però, ok, dai, 37, vediamo se riusciamo ad arrivare più in alto, tipo a 40 in 3 minuti. Prossimamente. Comunque sì, diciamo che questi esercizi di tattica giornalieri sono molto interessanti da giocare, li raccomando.